Mancano poche ore all'ingresso del Veneto in zona gialla, scattano da lunedì le nuove regole dopo settimane passate in arancio. Dagli spostamenti consentiti per andare a trovare parenti e amici, nonostante resti il coprifuoco alle 22, ci si può spostare all'interno della regione nel rispetto delle restrizioni verso le altre abitazioni private abitate. Almeno muoverci fra comuni, perché sicuramente è molto importante, almeno per visitare o dei parenti o degli amici. Da comune a comune, almeno per poter andare a trovare i parenti, una visita veloce. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Riaprono i musei, ma solo nei feriali. Tra le novità più attese dai vicentini, seppur con limiti orari, quella che riguarda bar e ristoranti che potranno rimanere aperti fino alle 18 con consumazione sul posto. Io spero solo di uscire, sedermi in un bar, prendere il sole e bere il caffè con calma. La possibilità di entrare nei bar, cosa che fino ad oggi non si poteva fare in quanto sono chiusi. La prima cosa è andare a mangiare al ristorante, perché abbiamo il desiderio di andare a tornare a fare le abitudini che avevamo prima. A mezzogiorno sì, quindi pausa pranzo, ma anche appunto per dare, come diceva lui, per dare anche un po' di ristoro alle attività commerciali che obiettivamente sono quelle più penalizzate. Ma immediato il richiamo a non abbassare la guardia arriva in una nota da parte del governatore Zaia. Le zone non sono un gioco a premi, dice, dove si vince o si perde, dobbiamo prendere atto che siamo ancora nel pieno della pandemia e il ritorno in area gialla va vissuto da ognuno di noi con responsabilità.